Zenazon, buongiorno. Oggi voglio presentarvi una startup tutta ligure e siamo veramente molto orgogliosi, la Adas Mobile. E il mio ospite vi racconterà una cosa molto interessante, vi racconterà di come da un bisogno a volte possono nascere delle intuizioni molto importanti su dei servizi che in realtà non c'erano ancora. Con me Marco Pozzatello, buongiorno. Buongiorno Michela, buongiorno a tutti. Benvenuto. Tu insieme ad Alessandro Fossati hai fondato la Adas Mobile. Noi ci siamo fatti già una bella chiacchierata al telefono e devo dire che è un argomento veramente interessante, oltre che importante. Iniziamo. Avete creato una cosa unica. Io voglio partire dall'inizio, voglio arrivare al perché hai avuto questa intuizione, questa idea, a come è stata resa realtà. Allora, guarda Michela, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è vero. Intanto startup innovativa sono mascherato oggi, quindi esiste una persona sotto di me, ma oggi il protocollo ci impone di essere mascherati. L'idea nasce sostanzialmente da un'esigenza imprenditoriale. Io stesso, come Alessandro, il mio socio, siamo due titolari di officina, carrozzeria nel suo caso e centro vetri e assistenza auto nel mio, e avevamo un'esigenza specifica, quindi abbiamo delle esigenze specifiche. È nata proprio Adas Mobile per poter sopperire a quelle esigenze, perché noi ce l'avevamo per far conoscere e far sapere che facciamo un determinato tipo di servizio, che facciamo un certo tipo di lavoro. Molti colleghi non hanno la possibilità di fare quel tipo di lavoro, quindi le calibrazioni, si parla di questo, e hanno in Adas Mobile un partner, un collega. Quindi, come ti dicevo al telefono, è nata da operatori del settore per gli operatori del settore. Certamente. Entriamo un pochino più nello specifico. Vorrei proprio che ci raccontassi, che mi raccontassi quello che è successo di preciso da quel giorno che hai capito che mancava qualcosa. Perché? Ok, allora guarda, partiamo da una piccola premessa. Il settore a cui mi rivolgo è un settore nuovo. Si parla di veicoli con guida assistita. Per renderla più semplice, possono esserci delle telecamere alloggiate sul parabrezza di un'auto, di serie, quindi compro l'auto con quel tipo di sistemi, o dei radar che sono delle scatolettine alloggiati nella parte frontale. Ok. Questi sistemi aiutano il guidatore. In un caso le telecamere possono correggere la traiettoria dell'auto tenendola in carreggiata. Nel caso dei radar sono molto importanti perché fanno una frenata di emergenza assistita, quindi se io sono distratto, perché ci può stare che sto guardando il cellulare, non si dovrebbe fare, ma ci può stare, l'auto interviene, quindi mi aiuta, ok? E sono molto importanti. Su queste auto stanno uscendo adesso, quindi hanno iniziato l'evoluzione, perché si va verso un obbligo di legge. Quindi a luglio 2022 questi sistemi definiti ADAS, ovvero Advanced Driver Assistance System, su cui noi abbiamo fondato il marchio, cosa fanno? Diventeranno obbligo di legge al pari di un airbag e saranno sistemi di sicurezza. Per cui è fondamentale che siano sempre correttamente tarati o calibrati, quindi vari termini, affinché l'efficacia e l'efficienza di questi sistemi sia la più precisa possibile. Come è iniziata? Io ho acquistato quell'attrezzatura, io per primo nella mia officina, 5 anni fa, perché sostanzialmente c'è un problema di fondo. Quando si fa una riparazione in un'officina e emetto una fattura di riparazione, io sto dichiarando la regola d'arte. Sto dicendo al cliente: guarda che ho lavorato secondo quello che prevede il costruttore dell'auto. Non calibrare e riconsegnare l'auto, io non sto lavorando a regola d'arte. Per rete ufficiale è una manomissione. E per farti un esempio stupidissimo, come se mi chiedessi di cambiami le gomme e non te le gonfio. Ok, quindi avete una mole di responsabilità che è enorme. Assolutamente sì. Si va nel penale. Sì, il termine corretto purtroppo è quello, è che oggi
si danno per scontate tante cose, perché se un sistema ADAS dopo una riparazione non viene calibrato, purtroppo non ci sono spie che lo segnalano, ma questo non perché non è, non è da tarare, ma perché non è normato dalla legge. Ok. E un sistema ADAS non è così intelligente da dire sto leggendo qui o lì, ecco, Ok. hai capito? Quindi Sì. riportare in allineamento significa utilizzare dell'attrezzatura specifica che è molto costosa, che rilascia un certificato, quindi non è Marco, nel mio caso, che scrive il certificato, ma è il software dell'auto che dice hai fatto la procedura come prevede il costruttore del veicolo e allora ti certifico il tuo operato. Ok. In quel caso lì io posso dimostrare che è perfettamente tarato. Capisci la Complicato. sottigliezza? Complicato, però se ci pensi siamo tutti molto attenti a lavorare con procedure rigorose, a rispettare la regola d'arte, eccetera, eccetera. Queste cose purtroppo ancora oggi si danno per scontato, ma D'accordo. perché non c'è un segnale, quindi noi cerchiamo di dare anche le informazioni in quel senso. Ok, quando tu ti sei comprato l'attrezzatura ti avranno preso per un visionario, immagino. Un pazzo. Un Un pazzo pazzo furioso. addirittura. Invece poi si è rivelata un'intuizione fondamentale nel vostro mestiere. Sì, perché il parco circolante sta crescendo. Quando l'ho acquistato io era meno del 5%. Vuol dire che 5 macchine su 100 potevano avere l'ADAS, cioè potevano avere questi sistemi e dovevano picchiare tutte da me. Era incredibile dire lo compro perché c'è un business. No, lo compro perché mi tutelo. Certo. Ancora oggi è definito l'ADAS, quindi l'attrezzatura, un acquisto al buio, perché non si sa il percorso. Però ti faccio una domanda io, faccio al contrario, Dai, che sia nuova o un pochino più vecchiotta, le macchine in officina devono entrare. certo. E quando fai un intervento di riparazione o di manutenzione e vai a lavorare in una zona dove c'è un sistema ADAS, quindi parliamo della telecamera sul vetro e cambi il vetro perché hai preso una pietrolina e devi sostituirlo, o fai una verniciatura di un paraurti perché ha una piccola riga e lo devono smontare, per forza di cose devi poi riportare in allineamento quel sistema. Certamente, vero. Noi diamo questo tipo di servizio, non vendiamo prodotti, ma diamo una copertura soprattutto ai colleghi che ne sono sprovvisti, perché il problema grosso qual è? Costo dell'attrezzatura. Una struttura a livello di officina che sia idonea, perché serve un fondo di un certo tipo, un'illuminazione di un certo tipo, e una mentalità, perché l'ADAS è un nuovo tipo di lavoro, si lavora in camicia, si lavora col computer, per dare l'idea. Certo, certo. Infatti mi hai tolto la domanda di bocca. Il settore a cui vi rivolgete qual è principalmente? Guarda, è così. Tu immaginati dove entra una macchina per fare una riparazione, che può essere un'autofficina, una carrozzeria, un centro vetri, un gommista, un centro revisioni, ovunque. Ok, quindi fate Ovunque. supporto e marketing, questo è importante, in tutta Italia, e state anche buttando un occhio in Europa. Sì, ADAS Mobile poggia le basi su 3 pilastri. L'assistenza è Sì? fondamentale, quindi chi compra un'attrezzatura è una persona singola. È vero che ha il costruttore di quell'attrezzatura che gli dà un pacchetto assistenziale, ma la domanda è chi meglio di tutta una rete che tutti i giorni opera sul campo che può condividere le problematiche. E quindi le varie chat che abbiamo, le varie tipologie di assistenza che diamo sono un pochino più professionali, nel senso che sono sul campo. La possibilità attraverso l'app che abbiamo creato, il portale o il sito, di poter far richiedere a chi non ha quell'attrezzatura ma ha una macchina in officina e quindi deve avere solo delle risposte, una centrale operativa, quindi un tecnico che gli possa dare delle risposte. Poi sceglie lui se fare o meno il lavoro, ma lui deve sapere. Infatti i webinar che noi facciamo il titolo è proprio quello che un titolare di officina deve sapere sui sistemi ADAS, proprio perché è palese. E l'ultimo aspetto, hai detto bene, è il marketing.
Oggi noi siamo molto piccoli, abbiamo necessità di farci conoscere perché in Europa non esiste un qualcosa che abbiamo creato noi, ma ti ribadisco, è un'esigenza puramente imprenditoriale. Prendo i meriti, ma è proprio quello che io avevo necessità per la mia officina singola. Poi l'abbiamo estremizzato. Certo, adesso ti faccio una domanda proprio mia personale di curiosità. Conosco le macchine con la guida assistita, le ho anche guidate. Ho sentito anche parlare della guida autonoma. Mi puoi Certo. spiegare le differenze? Assolutamente sì. Per guida assistita, quindi i sistemi ADAS, diciamo che esistono delle scale di livello, vanno da 0 a 5, in base al tipo di automazione che può esserci nell'auto. Prendo i due esempi estremi. Un livello 1 parliamo di sensori di parcheggio, il sensore pioggia, che aiutano con un sonoro ma non intervengono fisicamente sull'auto. Il sensore di parcheggio ti avvisa che stai andando a colpire il muretto, ma se tu non freni, la Ok, macchina non frena da sola. Pian piano va a salire questo livello, quindi ci si va a mettere in una condizione dove l'auto subentra al driver stesso, cioè può fare determinate operazioni. Oggi siamo in una classe intermedia, si chiama livello 2+, dove c'è una buona componente di automazione, quindi su strade a veloce scorrimento io posso lasciare i miei comandi al veicolo sì, per brevi tratti, sì. e quella è comunque ancora guida assistita, perché il guidatore ci deve essere in auto e deve essere attento ed è responsabile di quello che fa. Quindi quelli devono essere degli aiuti, non sono una sostituzione. La guida autonoma, parliamo da un livello 4-5, è la possibilità che l'auto possa in autonomia guidare da sola. Il livello 5, e se avremo modo ti farò vedere, sarà un'auto senza pedali e senza volante. Mi sto spaventando a morte. Sarà un'auto che ti porterà da A a B e tu imposterai solo l'indirizzo, poi potrai girare e fare salotto, potrai girare come i camper che girano, ruotano i sedili, e potrai fare salotto. Ti dico questo, Michela, a Torino, che è la città che ha sperimentato per prima in Italia la guida autonoma, esistono già dei robotaxi, si chiamano, dove non c'è nessuno alla guida, ti viene a prendere, ti porta dove devi andare, finito. È che ci vogliono ancora degli anni, Meno male. perché ma sai, ti dico la verità, io lo faccio sempre come esempio nei webinar. Io prendo sempre, non per dare una cosa tragica, ma per far capire il senso dei sistemi ADAS. L'incidente che c'era stato a Bologna qualche anno fa, che era esplosa l'autostrada, Sì, di quel camion che aveva tamponato, sì. se lì l'incidente era stato perché c'era una distrazione, e oggi la statistica è il 90% degli incidenti è per distrazione. Ovviamente. Se quel camion avesse avuto anche un sistema ADAS passivo, quindi di livello molto basso, magari avrebbe tamponato, ma avrebbe avuto la possibilità di attaccarsi a una frenata 30 metri, 40 metri, e non avrebbe fatto quella strage, ok? Sono d'accordo con te. E questo è il valore aggiunto. Molti mi dicono giustamente: mi piace guidare, voglio guidare, anch'io voglio guidare, ma se in un'autostrada dove c'è tanta nebbia io ho un aiuto dalla macchina perché legge un qualcosa che io ancora non vedo, ma perché no? Hai capito, Michela, il senso vero? Ho capito perfettamente, ho capito perfettamente. Ovviamente, come tutte le novità tecnologiche, c'è un attimo, insomma, dovremo arrivarci, spero che ci arriveremo ovviamente per gradi. Parlami un po' di questo 6 luglio 2022, va? 6 luglio 2022, ovvero l'ADAS Day, chiamiamolo così. L'Adas Day, noi ci saremo. Forse, guarda, stiamo cercando di organizzare la prima convention ufficiale di ADAS Mobile proprio il giorno dell'entrata in vigore della legge. In realtà il motivo di questa attenzione è molto semplice: ridurre le stragi sulle strade. Quindi abbassare i feriti, abbassare i morti, perché un sistema ADAS può ridurre sensibilmente quello che sono gli incidenti, quelle che sono le distrazioni. Io stesso sono uno che gira molto e mi affido molto ai sistemi ADAS, proprio perché li conosco, ovviamente, Certo. è palese, però so
che in determinate condizioni mi possono agevolare. Il percorso intrapreso dalle legislazioni europee è proprio quello di normare questo tipo di sistema. Le case costruttrici già oggi, ed è per quello che è nato Adas Mobile, e già 5 anni fa io ho iniziato a fare questo lavoro, è perché si sono portate avanti, hanno iniziato a dotare i veicoli di serie di sistemi di assistenza alla guida. Ok. Ovviamente il parco circolante, per darti un dato, 2015, quando io ho iniziato, era meno del 5%, Adesso? oggi siamo intorno al 32%. Sì. Si ipotizza 2024, quindi con un po' di scalino, ovviamente dopo l'obbligo di legge, di arrivare almeno al 65%. Okay. Quindi capisci che c'è chiunque andrà a comprare l'auto dopo il 7 luglio, nuova immatricolata, quell'auto avrà obbligatoriamente di legge i sistemi ADAS e non saranno disinseribili. Quindi non potrai dire li tolgo, ci sono, al pari di un airbag. Gli airbag sono obbligatori, ecco. Ok, sei stato chiarissimo, ho capito tutto. Lo metteremo anche poi nel link della descrizione dell'intervista, ma dove possiamo trovarvi? Allora, siamo in tutta Italia, partiamo da questo. In 2 anni abbiamo avuto una crescita repentina, quindi a oggi sono oltre 250 i centri, le strutture che hanno scelto di appoggiarsi, di affiliarsi a noi per avere questi benefici. Parlo di Genova, ad esempio, sono 3 punti che ci sono in copertura in zona, quindi i genovesi sono tranquilli. C'è una bella... Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo un sito, ovviamente, dove ognuno può fare una richiesta di calibrazione. L'app è un'app gratuita che è un format di compilazione. C'è un portale che stiamo terminando di sviluppare. La sede legale è a La Spezia, quindi Liguri in quel senso, però siamo presenti proprio in tutta Italia con tutta la rete sostanzialmente. Quindi la sede direzionale è qui, da dove parlo io, ma sostanzialmente la disponibilità la diamo in tutti i posti d'Italia. Perfetto Marco, io ti ringrazio tantissimo, sei stato esaustivo al 100% e ci vediamo il 7 luglio 2022. Fantastico, magari se mi dai disponibilità ti inviterò alla convention, così Per avrai modo di toccare con mano. Per l'Adas Day. L'Adas Day, ribattezzato così. Esatto, grazie mille, un buon lavoro, buon Grazie proseguimento. mille a te. Ciao.